Ci troviamo a Codevigo, dove viene inaugurato un impianto idrovoro che solleva le acque da un canale che si chiama Altipiano per scaricarle nel fiume Brenta. Con questo impianto si è in grado di espellere 11.000 litri al secondo con potenza complessiva intorno ai 1500 kW, un impianto molto potente. Ma soprattutto questa aumenta la sicurezza idraulica, la disponibilità anche delle acque per l'irrigazione e il disinquinamento della laguna, potendo gestire gli invasi di questo grande canale che con altri finanziamenti è stato risezionato, allargato e rinaturalizzato. Oggi stiamo festeggiando un grandissimo evento. Siamo riusciti finalmente a mettere in funzione questo impianto idrovoro. Un impianto idrovoro fondamentale per un territorio di 8 comuni. Noi andiamo a togliere acqua alla botte di Conche e possiamo tranquillamente travasarla nel fiume Brenta. Un'opera che è stata travagliata sicuramente, perché era un lavoro che aveva iniziato a Venezia Nuova. Siamo stati capaci di farcela assegnare da parte del provveditorato di Venezia. Abbiamo trovato nell'assessore Marcato la disponibilità a finanziare la seconda parte e oggi festeggiamo tutti insieme questo evento. Qui abbiamo fatto un'opera straordinaria di messa in sicurezza del territorio. Qui garantiamo la sicurezza ai cittadini di questo territorio. Il Consorzio Bonifica ha questa capacità di individuare i problemi, trovare soluzioni e poi concretizzarli. La velocità con cui riescono a fare queste opere è qualcosa che in Italia si vede raramente. Se non viene rifinanziata la legge speciale per Venezia, rischiano di essere gli ultimi finanziamenti e è sotto gli occhi di tutti che Venezia, la sua laguna, è un patrimonio non del Veneto, è un patrimonio dell'umanità. Ricordiamo che il Veneto ha contribuito per il miglioramento del nostro paese con la sua operatività, con le sue risorse che ha dato al paese. Ora che c'è la necessità di avere qualcosa di ritorno, anche lo Stato deve mettersi una mano nel portafoglio e dire il Veneto merita di poter mettere in sicurezza il suo territorio, merita le risorse che sono necessarie per questo.